Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. 3 cacciatori trovati morti in un bosco nel Messinese, uccisi a fucilate, giallo. Niscemi, visita della Premier Meloni, sopralluogo in elicottero per visionare dall'alto il fronte della frana e la promessa di interventi rapidi. La procura di Gela ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Rabbia e angoscia fra gli sfollati che non potranno tornare mai più a casa. Si pensa di ricostruire altrove. Musumeci, sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. A Catania la Premier Meloni incontra Trantino e Schifani e sui danni provocati al maltempo annuncia sgravi fiscali per chi è stato colpito dal ciclone Harry. Pirateria TV, smantellata la polizia postale di Catania, una rete mondiale di streaming. Bastavano pochi euro al mese per abbonarsi illegalmente alle più note piattaforme TV a pagamento, 31 gli indagati. Cantieri aperti sul lungomare di Catania, oggi la riapertura di un tratto a senso unico. A Catania una celebrazione sobria e simbolica per Sant'Agata 2026 tra fede, cultura e sport. Presentato il programma per restituire centralità e speranza alla città ferita dalle intemperie. Calcio, in vista della trasferta di Sorrento, il centrocampista del Catania Di Noia carica i compagni di squadra, previsto un mini esodo dei supporter rossazzurri. Buongiorno, come avete sentito dai titoli sonori di angoscia e anche di frustrazione per i residenti di Niscemi che hanno dovuto lasciare in fretta e furia le loro abitazioni e probabilmente non potranno mai più tornarci, soprattutto alcuni, quelli che abitano nelle case proprio sul fronte frana. Ma la cronaca ci porta anche nel Messinese, tra poco ci collegheremo con Niscemi. La cronaca, dicevo, ci porta a un giallo che si è verificato nel Messinese. 3 cadaveri crivellati di colpi sono stati trovati in contrada Carestia a Montagna Reale. Le indagini sono in corso per comprendere cosa sia successo, diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Sentiamo. È giallo sui 3 cadaveri trovati in un'area boschiva di Montagna Reale, una zona sopra il comune di Patti in provincia di Messina. A rinvenire i corpi è stato un amico dei 3 che non riusciva a mettersi in contatto con loro e ha segnalato al 112 facendo scattare le ricerche e le indagini. I carabinieri hanno ascoltato in caserma una persona che andava di solito a caccia con Antonio Gatani, un anziano di 83 anni, una delle 3 vittime. Gli altri 2 sono giovani di 25 anni, Davis Pino e Giuseppe Pino di 43. Entrambi residenti a Barcellona Pozzo di Gotto. I 3, vestiti con abbigliamento da caccia, erano tutti incensurati ed erano usciti di mattina presto per andare a fare una battuta di caccia, di solito di suino nero. Cosa sia successo al momento non si comprende. Il RIS di Messina ha isolato la zona del ritrovamento per cercare elementi utili a chiarire la dinamica della tragedia. I 3 sarebbero stati crivellati di colpi. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio o di un suicidio oppure un'esecuzione da parte di una quarta persona. E come vi dicevo in apertura, ci colleghiamo adesso con Niscemi per vedere cosa sta accadendo in queste ore, soprattutto qual è la situazione sul fronte dei residenti. Con noi c'è Lorena Dolci. Eccoci Adelaide, ci siamo spostati, siamo adesso in questa sorta di distaccamento approntato dei vigili del fuoco che sono una presenza importantissima in questo momento perché sono le persone che accompagnano i residenti a entrare nelle case sotto la loro sorveglianza per prendere le loro cose. Sono volontari di tutta la provincia che stanno dando una mano, abbiamo parlato anche con il responsabile che in questo momento sta invece sorvegliando la frana, perché come abbiamo detto negli altri collegamenti stanotte ha piovuto, non è ovviamente l'unica causa, ma la frana è attiva e continua a muoversi. La conferma è arrivata anche dal Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci che proprio stamattina ha detto che la linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato. L'area rossa che riguarda già ben 1500 sfollati continua ad allargarsi e quindi la frana
procede quindi in sostanza verso il centro abitato. Naturalmente per il governo e la protezione civile è importante consentire alle famiglie costrette ad allontanarsi dalle case, molte delle quali non possono più tornare, offrire un tetto dignitoso, e quindi abbiamo già parlato del contributo che sarà offerto a queste famiglie, circa 900 euro a famiglia. Come vedete qua si radunano tante persone per chiedere, diciamo, il sostegno dei vigili del fuoco. Lei cosa sta chiedendo stamattina? E noi abbiamo necessità, perché sono uno degli sfollati, a prescindere che ho la mia disabilità, e poi l'unica cosa è che dobbiamo andare a prendere le prime cose di necessità che ci aspettano di più, come medicine e poi qualche cosetta così per accomodare, perché siamo fuori, siamo appoggiati dai parenti a casa e speriamo che tutto a più presto si risolva questo problema, perché siamo in un disagio veramente disastroso. Dov'è la sua casa? La mia casa è in fondo, diciamo, ai confini. Sul margine? Sul margine no, sarà 80-100 metri, diciamo così, ma rientra nella zona rossa. Ma mi racconta come avete sentito questo allarme, la frana, e siete stati avvertiti? Giusto caso in quell'orario a casa non mi trovavo, perché mi trovavo a casa di mio cognato che mi aveva invitato per andare a mangiare a casa sua. Quando sono rientrato all'1:30 ho visto che c'era, diciamo, un movimento grosso, dico che è successo? Mi sembrava Quindi vedete delle crepe? No, nella mia casa e negli altri non ci sono delle crepe, assolutamente sono integre, però noi vogliamo sapere, diciamo, delle autorità sia del comune, della regione, della provincia o a livello nazionale quando, se noi possiamo rientrare oppure no, ma sappiamo che rientriamo nella zona rossa, però speriamo che al più presto si aggiusti tutti, siamo tutti solidari tra uno e l'altro, in scemesi ci aiutiamo uno con gli altri, solo che ho saputo che l'altro giorno c'è qualche sciacallo che gira in zona, si sta approfittando nella nostra nella nostra disgrazia, qualcuno sta cercando di fare queste cose, ma ci sono le forze dell'ordine che veramente stanno facendo il massimo di tutto e per tutto. Grazie, quindi Adelaide, hai visto, nonostante il momento di disgrazia c'è chi ne approfitta, abbiamo sentito voci di persone che sono più disperate, il signore invece è speranzoso, forse perché la sua casa è integra, di poter ritornare forse un giorno o l'altro. Naturalmente è troppo presto per dirlo, dovremo aspettare le decisioni, intanto il monitoraggio della frana da parte dei geologi, e le notizie non sono buone perché a quanto pare la frana continua ad avanzare, e poi naturalmente le decisioni della protezione civile. Un'ultima cosa. Io stamattina anche ho parlato con il vice sindaco e ho chiesto delle notizie, in cui anche voglio dare una notizia a tutto il popolo niscemese, che sappiano che magari lui ha detto che entro domani o dopodomani c'è una delibera per dare un contributo che la regione deve mandare, un contributo per i cittadini che tutti siamo sfollati e ci aiutano in una maniera tranquilla e sicura per avere un tetto provvisorio. Grazie, naturalmente il contributo è quello fino a 900 euro, un contributo per l'affitto che è stato stanziato. Da Niscemi per ora è tutto, a voi la linea. Grazie Lorena, buon lavoro, ci ricollegheremo nelle prossime edizioni di Sicilia 24 e ieri la Premier Meloni è arrivata a sorpresa a Niscemi, ha voluto sorvolare con un elicottero tutta la zona interessata dalla frana. Sentiamo Geri Italia. A Niscemi, a sorpresa, arriva anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un sopralluogo in elicottero per osservare dall'alto il fronte della frana che da giorni minaccia il centro abitato e che ha già costretto all'evacuazione circa 1500 cittadini. Subito dopo l'incontro in municipio con il sindaco Massimiliano Conti, una riunione operativa alla presenza del prefetto di Caltanissetta, del capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Siciliano e dei tecnici impegnati nell'emergenza. Alla Protezione Civile il ringraziamento della Premier per il lavoro svolto in queste ore. Voglio ringraziare Fabio Siciliano, tutta la Protezione Civile per un lavoro che è stato fatto oggettivamente straordinario, intanto di prevenzione, perché i piani di prevenzione hanno funzionato bene e questa è la ragione per cui noi oggi parliamo di ricostruire e non piangiamo delle vittime. Nel corso del vertice è stato fatto il punto sulla situazione e confermato da Palazzo Chigi il massimo impegno del governo per l'assistenza agli sfollati. Già previsto il contributo di autonoma sistemazione, oltre agli interventi per il ripristino della viabilità, la riapertura delle scuole e il ripristino delle reti di gas ed energia elettrica. La Presidente del Consiglio ha assicurato tempi rapidi sugli indennizzi e ha annunciato un nuovo incontro entro 2 settimane per definire misure più dettagliate. Ma per Niscemi, avverte il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, serve un tavolo dedicato.
Niscemi deve essere considerata una cosa a parte. Niscemi dovrà avere probabilmente una struttura commissariale a parte, perché qui, a differenza degli altri posti dove ci sono certamente ingenti danni, c'è anche una questione relativa a degli evacuati. Quindi servirà un team di psicologi, servirà un team di persone che possano sostenere quelle persone che sono evacuate, e tutto questo deve essere fatto nel più breve tempo possibile. Presenti anche i deputati Angelo Bonelli e Ismaele Lavardera, che hanno sollecitato interventi immediati e strutturali. C'è un tema però serio. È un tema di cosa succederà agli sfollati. Ovviamente questo è quello che abbiamo chiesto, non c'è ancora una risposta certa e ovviamente la situazione è in divenire. Bisogna dare immediatamente una risposta a chi ha perso la casa. Non accada come è accaduto in Emilia Romagna, dove si sono promessi soldi e poi questi soldi alle famiglie dell'Emilia Romagna non sono arrivati. Sul fronte giudiziario intanto il procuratore capo di Gela Stato Trevella ha aperto un fascicolo per disastro colposo. L'indagine al momento è contro ignoti. Abbiamo sentito già certi cittadini di Niscemi, ma sentiamo ancora adesso la rabbia e l'angoscia per il futuro che tutti hanno. Intanto l'immediato asilo dei 1500 sfollati bisognerà ricostruire altrove. Ancora Ger Italia. Mentre si susseguono le visite delle autorità ai sopralluoghi tecnici, a Niscemi monta la rabbia dei residenti. Giorno dopo giorno il fronte della frana continua ad avanzare, inghiottendo terreno e alimentando la paura. In alcuni punti la depressione ha ormai superato i 50 metri di profondità, un dato che restituisce tutta la gravità della situazione e l'instabilità dell'area. Questa è la vergogna, perché hanno rubato i soldi! Schifano, vergognate! Ma dimettete! Non venite più vota! Che hanno andato a vedere il ruggio! Più vota! Vergogna! 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 Un dramma è una cosa, ritrovarsi senza casa, diciamo, è una cosa bruttissima. Speriamo che praticamente faranno quello che è giusto fare, diciamo. Intanto sono circa 2700 le persone rimaste senza fornitura di gas, un disagio pesante soprattutto per le famiglie e per chi vive nelle zone più colpite. In queste ore la Mediterranea Gas è impegnata in numerosi interventi di messa in sicurezza delle condotte con l'obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. A confermarlo il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Già stiamo lavorando da ieri di notte al gas per ripristinare il gas, ci sono delle squadre notturne che stanno lavorando, ma stanno lavorando anche di giorno, e quindi a breve ripristiniamo anche il gas. Ma oltre all'emergenza immediata cresce l'angoscia di chi teme che la storia possa ripetersi. Per molti cittadini questo scenario riporta alla mente il 1997, quando una frana simile inghiottì la chiesa del quartiere Sante Croci, un ricordo ancora vivo come quello di Salvo che in quell'evento perse la sua casa e oggi rivive lo stesso incubo. Sono arrivate le case, è arrivato l'alloggio delle case popolari per le persone che non avevano le case a regola. Quelle che le avevano a regola ci hanno dato un contributo. Come rivivere questo dramma per Niscemi? È brutto, veramente brutto. E mentre si attendono risposte e interventi strutturali, la città resta sospesa tra paura e incertezza. A Niscemi la terra continua a muoversi e con essa la fiducia di una comunità che chiede sicurezza e verità. A Niscemi c'è una situazione estremamente grave per tante famiglie. I vescovi si stringono a queste comunità in una vicinanza che ha anche aiuto concreto. Lo ha detto il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, intervenendo in conferenza stampa a conclusione dei lavori del Consiglio permanente della CEI. Quindi arriveranno dei soldi anche da parte della CEI. E dopo essere stata a Niscemi, la premier Giorgia Meloni si è spostata a Catania, dove ha incontrato il sindaco Trantino, ha effettuato anche qui un sopralluogo, ma stavolta per verificare i danni provocati dal ciclone Harry. Sentiamo Simona Mazzone. Giorgia Meloni, arrivata in Sicilia, ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal passaggio del ciclone Harry, accompagnata dal capo della Protezione Civile Nazionale siciliano e dal ministro Nello Musumeci. Dopo la visita a Niscemi, il paese sconvolto dalla frana, il sopralluogo del Presidente del Consiglio si è spostato a Catania, dove ad attenderla c'era il sindaco Trantino. Dopo aver ribadito la dichiarazione sullo stato d'emergenza dell'isola, deliberata dal Consiglio dei Ministri, ha voluto spegnere le polemiche. E giustamente ha ricordato che in Emilia, in cui tutti dicono il governo ha dato 2 miliardi, sì, ma il primo stanziamento fu di 30 milioni. Quindi è chiaro che poi questi soldi arriveranno nel momento in cui procederemo con le ulteriori stime, con gli ulteriori rendiconti. Ma non finisce qui.
Mi ha detto che allo studio del Consiglio dei Ministri anche un ulteriore decreto del Ministero dell'Economia con cui consentire gli sgravi tributari, le esenzioni tributarie più che altro a chi ha subito danni. Il Premier ha anche incontrato il presidente siciliano Schifani chiedendo una concreta stima dei danni. Anche la Regione Sicilia farà la propria parte, lo ha confermato in questa riunione. L'obiettivo principale è quello di dare risposte immediate a coloro i quali hanno subito danni. La Regione inoltre sta lavorando sui bandi. I bandi arriveranno a breve per quanto riguarda la Regione e le persone avranno al più presto, entro poche settimane, un ristoro non inferiore a 5.000 euro e poi chi vuole avviare un'attività commerciale ci sarà un ulteriore bando che prevederà contributi a fondo perduto. E il ministro Tajani annuncia che l'Italia intende chiedere l'aiuto del Fondo europeo di solidarietà per Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dall'uragano Harry. E adesso andiamo invece all'emergenza fogna a mare dopo il ciclone a Taormina. Il sindaco De Luca non ha atteso la cabina di regia della regione, ma riemerge il nodo della salvaguardia delle coste. Sentiamo Francesco Triolo. È una delle emergenze, anzi forse quella più urgente, evidenziata nei giorni scorsi sia al Presidente della Regione Renato Schifani che al Presidente del Senato Ignazio La Russa durante i rispettivi sopralluoghi. I collettori fognari di Taormina che arrivano direttamente sulle spiagge sono stati totalmente distrutti dalle mareggiate del ciclone Harry. La situazione peggiore probabilmente è a Mazzeo, dove le condotte fognarie sia comunali che del consorzio Rete Fognante risultano pressoché totalmente distrutte. De Luca quindi ha ordinato intanto di provvedere alla riparazione del collettore fognario consortile nei territori di Taormina, Amazzeo e Letojanni. Stiamo ancora in attesa della decisione della cabina di regia insediata dal presidente Schifani, ma io stanotte ho firmato la mia ordinanza e stamattina si sta intervenendo ovunque. Ecco come è finita. A Taormina non ci possiamo permettere di aspettare i tempi del combinato disposto dell'articolo Vatte la pesca. Una situazione simile si registra anche a Santa Teresa di Riva, dove il crollo del lungomare ha danneggiato i sottoservizi come la rete fognaria, appunto. A Santa Teresa però si è accesa la polemica sulla salvaguardia della costa. Un progetto c'era ma impantanato alla regione e che quei lavori fossero necessari lo testimonia il fatto che dove sono stati eseguiti, a Santa Margherita o Sant'Alessio, il lungomare ha retto o subito meno danni. E adesso il processo Università Bandita. È stato condannato a 5 anni di carcere l'ex rettore dell'Università di Catania, Francesco Basile. Sentiamo Desiree Ferlito. 5 anni di reclusione per l'ex rettore dell'Università di Catania Francesco Basile, alla fine del processo di primo grado per l'inchiesta Università Bandita. Condanne per altri 5 indagati, mentre in 45 sono stati assolti, quasi tutti perché il reato di abuso d'ufficio che era contestato non è più previsto dalla legge. Per Basile la pena più severa, l'ex rettore è accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità, mentre è stato assolto con formula piena per altre imputazioni. Condannati a 2 anni di reclusione ciascuno Filippo Drago, Giuseppe Antonio Biondi, Angelo Marcello Donati e Marco Montorsi e a 8 mesi di reclusione Giuseppe Maria Pappalardo. La sentenza su presunti concorsi truccati nell'Ateneo è stata pronunciata dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catania. L'inchiesta condotta dalla Digos e coordinata dalla Procura aveva preso spunto su intercettazioni su presunti concorsi pilotati o cuciti su misura su un candidato. Il blitz del 2019, lo ricordiamo, portò alle dimissioni da rettore di Francesco Basile e a nuove elezioni universitarie. Pochi euro al mese per abbonarsi illegalmente alle più note piattaforme TV a pagamento. Dietro c'era un'organizzazione internazionale che è stata smantellata dalla Polizia Postale di Catania. Emanuela Corsi.
31 indagati, 9 nazioni coinvolte, 11 città italiane, tra cui Catania, Messina e Palermo. Sono alcuni numeri dell'operazione Switch Off contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva che ha permesso di fare luce su una rete criminale che gestiva un'attività internazionale di streaming illegale. L'indagine coordinata dalla Procura di Catania era stata avviata un anno fa dalla Polizia Postale Etnea, in collaborazione con Eurojust, Europol, Interpol e col supporto della rete operativa ON. Abbiamo oltre l'Italia chiaramente la Romania, il Regno Unito, la Spagna, il Canada hanno collaborato, la Corea del Nord, l'India. Abbiamo sequestrato dei server anche in alcuni paesi africani. L'organizzazione criminale a carattere transnazionale offriva agli utenti abbonamenti illegali da 10-12 euro mensili per seguire palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi delle più note piattaforme nazionali e internazionali come Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney Plus, realizzando profitti illegali per oltre 1 milione di euro al mese. Di contro, per i titolari dei diritti, le perdite ammontavano tra i 6 e gli 8 milioni di euro mensili. Siamo di fronte ad un fenomeno su ampia scala, una vera e propria industria criminale che prevede milioni di investimento con ricavi per milioni di euro. Adesso si cercano gli utenti che hanno alimentato questa industria criminale sottoscrivendo questi abbonamenti illegali, che riceveranno sanzioni da migliaia di euro. A Palermo controlli straordinari dei carabinieri allo Zen 2, 5 le persone arrestate per detenzione e spaccio di droga, tra gli arrestati un intero nucleo familiare, padre, madre e 2 figli. Droga e armi sono state sequestrate nel cuore del quartiere. L'operazione ha visto impegnate decine di militari. E i carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato un canile in un comune della costiera etnea e circa 15 pastori tedeschi che erano tenuti in condizioni di vita incompatibili con la loro natura, chiusi in box con pavimentazione in cemento, tutti delimitati da pareti in blocchi. Il titolare è risultato anche privo della segnalazione certificata di inizio di attività, la cosiddetta SCIA, e del nulla osta igienico-sanitario ed è stato denunciato per maltrattamento nei confronti degli animali. Adesso una breve pausa, poi parleremo di altre notizie, parleremo anche della festa di Sant'Agata. A tra poco. A Catania cantieri aperti sul lungomare, ci sono significativi cambiamenti nel percorso. Oggi è prevista l'apertura del tratto che va da Piazza Nettuno a Piazza Mancini Battagli, che sarà a senso unico in direzione Ognina. Tonino De Mana. È di nuovo percorribile parte del lungomare di Catania che pian piano cerca di risollevarsi dai danni causati dal ciclone Harry. Si torna a transitare, seppur in una sola carreggiata, a doppio senso di circolazione, non potendo superare la soglia di sicurezza che rimarrà sin quando non sarà ripristinata la parte interessata dal crollo. La notizia è stata comunicata ieri pomeriggio sui social dallo stesso sindaco Trantino, che ha voluto così accelerare i tempi per limitare al massimo i disagi legati alla viabilità, mantenendo la parola durante la visita domenicale del Presidente del Senato La Russa. New Jersey in cemento che delimitano il tratto di Viale Artale a Lagona, maggiormente interessato dal cedimento strutturale causato dalla furia del mare. E nelle prossime ore è prevista la riapertura al traffico da Piazza Nettuno a Piazza Mancini Battaglia, ma con una novità: la carreggiata lato mare sarà interessata dall'inizio dei lavori di rigenerazione che condurranno all'abbattimento del ponte di Ognina. Tutto questo comporterà l'esigenza di rivedere il piano di circolazione, considerato che le 2 corsie rimanenti saranno a senso unico in direzione Ognina. Dalla parte opposta si userà soltanto la via Barraco. E adesso le notizie che riguardano la festa di Sant'Agata. È stata assegnata la Candelora d'Oro a Giovanni Cultrera di Montesano, musicista di fama internazionale e sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania. Candelora d'Oro è un premio che ogni anno il Comune di Catania assegna ad una personalità di notevole importanza e prestigio. Ma parliamo anche di altri eventi. Sarà un'edizione sobria e simbolica per Sant'Agata 2026 tra fede, cultura e sport, un programma diffuso per restituire centralità e speranza ad una città ferita, come sappiamo, dall'alluvione e dal ciclone Harry. Eva Spampinato.
Occhi puntati sulla festa di Sant'Agata 2026, non solo per raccontarne i momenti più intensi, ma perché sarà un'edizione sorvegliata speciale, più sobria, carica di significati, pensata per restituire normalità a una città segnata dal ciclone Harry, e poi perché. È stata presentata la candidatura della festa come patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi ci saranno delle persone qui a Catania a controllare fisicamente quello che faremo noi tutti quanti, quindi mi auguro che tutti quanti facciano la loro parte. Oggi è stato presentato il calendario degli eventi culturali e sportivi collaterali della festa, che quest'anno celebra i 900 anni dalla traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Tra gli appuntamenti principali della settimana dello sport agatino, il pomeriggio del 2 febbraio c'è la Coppa Sant'Agata. E normalmente siamo stati fortunati perché chi vince poi nel corso della stagione sportiva ha sempre preso medaglie agli europei. Spazio anche alla musica e alla legalità, con i concerti dell'1 e del 2 febbraio al Teatro Massimo, e poi le novità della mattina del 3 in Piazza Duomo. La banda dell'Arma dei Carabinieri aprirà la processione per l'offerta della cera. Alle 10 la sfilata dell'opera d'arte partecipativa Tu sei Agata dell'artista Domenico Pellegrino. 300 persone porteranno il velo realizzato con ricami e centrini donati da cittadini di tutto il mondo. In serata il grande concerto con i giovani del Conservatorio, il coro di voci bianche e il coro lirico siciliano diretti da Francesco Costa, con la partecipazione straordinaria del flautista di fama internazionale Andrea Griminelli, un omaggio di Confindustria Catania. E come sempre il cuore della festa batte in diretta dal 3 al 6 febbraio, le nostre dirette no stop su Antenna Sicilia, Telecolor e in live streaming sul sito Sicilia Web. Bene, adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, la carica di Di Noia, il centrocampista del Catania può contare su un elemento duttile e motivato. Sabato al Viviani di Potenza la sfida contro il Sorrento, previsto un mini esodo rossazzurro. Tonino De Mana. Contro il Cosenza è stata una grande emozione per me giocare in uno stadio così pieno. Dallo spezzone di gara contro il Cosenza ad un possibile impiego contro il Sorrento, Giovanni Di Noia, uno degli ultimi innesti, è già carico con un concentrato di emozioni e ambizioni. Per la corsa alla Serie B e il testa a testa con il Benevento ci vorrà l'apporto di tutti, di un gruppo che cresce di giorno in giorno e dei tifosi che mai hanno fatto mancare il loro sostegno. E sarà anche così al Viviani di Potenza nel match di sabato contro il Sorrento, con un mini esodo che potrebbe vedere la partenza dalla Sicilia di almeno 400 sostenitori di fede rossazzurra. L'anticipo al sabato ha modificato il programma settimanale, niente riposo del martedì, con Mimmo Toscano che sta tenendo sotto torchio il gruppo, che sta crescendo anche nell'affiatamento e nell'unità di intenti. Mi sono fatto l'idea del Catania che in questa categoria c'entra ben poco, quindi noi lavoreremo duro affinché possiamo realizzare insieme un sogno. La squalifica di Casasola e l'infortunio di Di Tacchio, quest'ultimo fermato nella rifinitura contro il Cosenza, impongono nuove soluzioni. Al posto di Di Tacchio, Toscano potrebbe scegliere tra Corbari, schierato al primo minuto contro il Cosenza, o Di Noia, più portato al palleggio rispetto agli altri centrocampisti in organico. Da gestire anche Lunetta, mentre Pieraccini sarà invece a disposizione con l'ausilio di un tutore. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata, vi lascio alla rassegna stampa.